Veneto autonomo? La Lega ci riprova e chiede di accorpare il referendum per l'autonomia con le elezioni amministrative di primavera. Lo fa sapere il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'Interno, Marco Minniti, per discutere della cosiddetta questione veneta. Un'autonomia modello Trento e Bolzano, insomma, che prevederebbe la trattenuta in regione dei 9 decimi del fisco, al prezzo di circa 14 milioni di euro. E i cittadini cosa ne pensano? Giusta soprattutto per le tasse che vengono pagate, che vengono sfruttate soprattutto nei paesi del sud rispetto alle regioni del nord. Spero si possa estendere anche alla Lombardia. È una cosa che sarebbe equa. Io ho una moglie altoatesina. Hanno dei privilegi che è assurdo concedere loro. Cioè, intanto si trattengono il 90% delle tasse, a me non sta bene, perché loro hanno un vantaggio a svantaggio nostro. Direi di no, Veneto non autonomo, no, perché penso che l'unione faccia la forza. Io ho scritto su Salvini su Facebook che ho detto non solo Lombardia e Veneto, perché non la Liguria anche. Quindi è d'accordo? Ha voglia che sono d'accordo, io ho la tessera della Lega. No. Vi dico pure il perché, sono del sud, sono calabrese, non perché sono calabrese, ma vengo da Lione, dalla Francia. Dopo 18 anni in Francia, ritorno nella mia Italia, sarebbe il colmo.